Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Allarme a riposto per la piccola Alessandra e per la madre ucraina. Da venerdì non c'è alcuna traccia delle due, il papà della bambina di 3 anni si rivolge ai carabinieri, tra le ipotesi spunta anche l'allontanamento volontario. Annullata l'archiviazione del caso del 42enne Enrico Lombardo, morto durante un fermo dei carabinieri. La Cassazione rinvia gli atti al GIP di Messina, soddisfatta la famiglia che parla di un nuovo caso Cucchi. Stop ai collegamenti Air Italia dalla Sicilia su Forlì. Lo scalo la mette di servizi, la compagnia parla di rotta non remunerativa e specifica. Siamo stati noi ad andare via. Termini Imerese, passi avanti verso il rilancio del polo della meccatronica. La regione accelera per la reindustrializzazione dell'area, tra le imprese interessate anche la Pelligra Group. Dall'import del grano all'agrifotovoltaico fino ai cambiamenti climatici, le sfide di Coldiretti riunite in assemblea regionale a Palermo. Harrison Ford conquista Taormina al Teatro Antico, la proiezione del nuovo film Indiana Jones alla presenza del cast. Calcio Amarcord speciale per il Catania. 40 anni fa la storica promozione in Serie A della squadra di Gianni Di Marzio in uno stadio olimpico invaso dai tifosi rossazzurri. In attesa di proporvi il servizio di apertura che riguarda la scomparsa della piccola Alessandra a riposto, passiamo alla notizia che riguarda invece il caso di Enrico Lombardo, l'uomo morto durante un fermo dei carabinieri nell'ottobre del 2019 a Spadafora, in provincia di Messina. La Cassazione ha deciso di rinviare gli atti al Tribunale di Messina, accogliendo il ricorso dei familiari contro l'archiviazione della Procura. Ce ne parla Francesco Triolo. Il caso di Enrico Lombardo, l'uomo di 42 anni morto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2019 durante un fermo dei carabinieri a Spadafora in provincia di Messina, torna al Tribunale di Messina. La Corte di Cassazione infatti ha deciso di rinviare gli atti al giudice monocratico che dovrà fissare un'udienza nella quale si discuterà della seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e verrà presa una decisione in merito. La famiglia, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardo, confidano adesso in un nuovo processo. Sicuramente il corpo parla chiaramente, Enrico non è morto per un infarto perché il corpo è completamente martoriato, testa spaccata in più punti, escoriazioni multiple, un corpo che veramente fa molta impressione. La decisione della Cassazione come l'avete presa? Guardi, ancora adesso riesco a parlare a malapena, mi creda, sono felicissima anche per mia figlia che oggi piangeva dalla gioia finalmente. La decisione della Cassazione è stata presa dopo un ricorso riqualificato dalla stessa Corte in reclamo presentato dall'avvocato Pietro Pollicino, legale dei familiari. Lascia uno spiraglio aperto per verificare se effettivamente le indagini svolte dalla Procura di Messina siano state fatte in maniera compiuta e non è stato tralasciato alcunché. A parere della famiglia vi sono degli aspetti da vagliare con riferimento anche, ribadisco, alle tracce di sangue sul manganello, alla ricostruzione dei fatti e della colluttazione e anche al perché è stata utilizzata dell'acqua per lavare le tracce di sangue sul selciato dove si era svolta la colluttazione. Nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con la discussione del ricorso, la famiglia e le associazioni a buon diritto, Amnesty International, supportate dalla senatrice Ilaria Cucchi, avevano manifestato sotto la sede della Corte di Cassazione per accendere i fari sulla vicenda. E a riposto sono ore di preoccupazione per una bambina di 3 anni di nome Alessandra. Venerdì scorso la piccola è sparita assieme alla madre e alla sorella di 13 anni. Il padre chiede disperatamente notizie delle due donne, anzi delle donne e dei bambini, che secondo la sua ricostruzione si sarebbero allontanate volontariamente in circostanze da chiarire. Ce ne parla Emanuela Corsi.
Che fine ha fatto la piccola Alessandra Pappalardo? A Riposto tutti si chiedono cosa sia successo a questa bambina di 3 anni sparita nel nulla da venerdì scorso dal comune nel Catanese, assieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13 anni, anche lei di nazionalità ucraina. A denunciare la scomparsa è stato il padre di Alessandra, che non riesce a dare una spiegazione al gesto della moglie, che, secondo la sua ricostruzione, si sarebbe allontanata volontariamente in circostanze misteriose. Della donna e delle 2 bambine non si hanno più notizie da giorni. Il telefono della donna risulta spento, sui social che usava frequentemente non si registra un'attività. L'ultimo accesso su WhatsApp risale alle 10:41 di venerdì. Quel giorno il marito sarebbe uscito da casa alle 7 del mattino per andare a lavorare, mentre tutti dormivano. Al rientro non ha trovato nessuno. In un primo momento ha pensato che le 3 fossero al mare, dove solitamente si recavano, ma anche lì nessuna traccia. In serata, dopo vani tentativi di rintracciarle, è scattata la denuncia per allontanamento volontario, nonostante da casa non sia stato portato via nulla, a parte la carta di credito che fino a questa mattina non registra movimenti e soltanto qualche merendina per le bambine. Il nonno di Alessandra è ancora sconvolto per la notizia appresa soltanto ieri sera. Martedì eravamo alla cresima qui sopra tutti insieme, ero tutto tranquillo, non ne sapevo niente, io ci giocavo con la bambina martedì sera fino a mezzanotte quasi, tranquillissimo. Ma li vedeva tranquilli anche la moglie con suo figlio? È stato sempre litigarelle fra marito e moglie, però la pareggia, ora ho sentito questa notizia, ieri sera l'ho saputo. E lei cosa pensa che possa essere successo? Speriamo che la trovino, che è stato un colpo di testa, che posso dire? Resta da chiarire cosa sia successo, ma soprattutto come si sono allontanate da casa. La donna non sapeva guidare e non aveva neanche molte amicizie in paese. Non ci sono segni di violenza né di armi né di strangolamenti sul corpo del 27enne trovato ieri sera all'interno di una Smart di colore blu in un piccolo vallone di Zafferia, una frazione di Messina. E quanto emerge, secondo quanto si apprende dai carabinieri che indagano, dai primi accertamenti medico-legali sulla vittima. Il 27enne sarebbe morto da giorni, la sua scomparsa era stata denunciata dai familiari il giorno prima del ritrovamento del corpo. Al momento non è esclusa alcuna pista, maggiori elementi utili alle indagini potranno arrivare dall'autopsia. Stop ai voli di Aero Italia tra la Sicilia e l'aeroporto di Forlì. Lo scalo lamenta disservizi, per la compagnia la rotta invece non era remunerativa. Ce ne parla Tonino De Mana. Non bastava il caro voli sui cieli siciliani, rompe il caso Forlì. Prima il costo di un biglietto che si impenna, poi lo stop, si legge nella nota della società che gestisce lo scalo, per gravi e continue inadempienze nelle tratte per Lampedusa, Comiso e Pantelleria. Forlì Airport chiude ad Aero Italia, ma la compagnia non ci sta e ribatte, puntando il dito contro la Gotofly ed annunciando a sua volta azioni legali. La compagnia aerea, fortemente voluta dal governatore Schifani per fronteggiare il caro voli in Sicilia, al tempo stesso per rompere il duopolio Ryanair-ITA, torna sotto i riflettori, anche se la D Gaetano Intrieri precisa: i voli erano operati con un ATR della compagnia Air Connector. Di fatto abbiamo visto che questi voli non erano remunerativi, c'erano pochi passeggeri. Abbiamo più volte provato a invitare il tour operator a rivedere i piani, a rivedere il network. Purtroppo non siamo stati ascoltati, malgrado varie email e vari incontri, e quindi ieri mattina abbiamo deciso noi di cancellare il contratto. Quindi è falso che siano stati loro a risolvere il contratto. Già questa mattina dal sito di Aero Italia sono scomparsi tutti i collegamenti siciliani con lo scalo romagnolo, compreso il famoso Catania-Forlì, che venerdì 30 giugno, partenza da Fontanarossa alle 16:15 ed arrivo alle 18:15, sarebbe addirittura giunto a costare 499,99 centesimi. Sarebbe perché di fatto il volo non c'è più. Con partenze da Catania e dal menù delle varie destinazioni, come si vede, restano in rigoroso ordine alfabetico Bacău, Romania, Bologna, Bucarest, Romania, Milano, Bergamo, Orio al Serio, Olbia e Roma Fiumicino. L'unico volo attivo per Orio al Serio oggi è di 179,99 per poi scendere a 119 euro il 28 giugno e a 84 euro il 30 giugno. Più economici i voli di luglio, nella stessa tratta si viaggia anche a 24,99 euro e 34,99. Costano molto di più invece i collegamenti in senso inverso, dallo scalo bergamasco alla Sicilia,
con punte di 149,99 il 1 luglio per un viaggio di solo andata. Facile immaginare che con le ferie ed i rientri in molti saranno diretti in Sicilia e di conseguenza il costo dei biglietti aerei risenta da logiche di mercato, un po' come accade nei periodi natalizi e pasquali quando i prezzi si impennano. Molto più competitivi i voli da Palermo, anche se, occorre ribadirlo, le tariffe non dipendono dalle società aeroportuali ma dalle compagnie. Avrebbero indebitamente ottenuto contributi pubblici per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, e questa è l'accusa contestata dalla Procura di Palermo a 2 società con sede a Partinico, riconducibili a 2 persone indagate e ritenute recidive per questo tipo di truffa. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2 milioni di euro, le truffe sarebbero state realizzate con documenti falsi che indicavano importi decisamente gonfiati per conseguire il massimo incentivo possibile. Poi si è aggiunta la tecnica di bonifici dall'importo equivalente alla fattura, ma con un rimborso da parte della spesa ai clienti. Adesso ci spostiamo a Termini Imerese. Rilanciare quest'area industriale è uno degli obiettivi della Regione, se ne è parlato questa mattina in occasione del convegno al quale ha partecipato l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, che si è anche espresso sull'interessamento di Rospellighera per l'ex stabilimento Bluetech. Ce ne parla Marco Gulla. Se ne parla da anni, ma adesso sembra essere arrivato un punto di svolta per tutta l'area industriale di Termini Imerese. Rilanciare l'area che per anni è stata quasi abbandonata. Questa mattina se ne è parlato nel corso di un convegno al Polo Meccatronica di Termini Imerese, presente l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, che sta lavorando ormai da mesi per dare un volto nuovo a tutta l'area. È un momento importante, abbiamo lavorato molto questi mesi per rilanciare quest'area. E devo dire con risultati. Il primo risultato è il bando che è in corso per quanto riguarda l'area ex Bluetech e poi il famoso accordo di programma che abbiamo siglato a Roma con il ministro Urso, che prevede più di 100 milioni di euro per reindustrializzare l'area e per creare nuova occupazione. È chiaro che questo è un momento assolutamente favorevole sia per la presenza degli investimenti importantissimi sul porto, ma abbiamo seguito anche il bando sull'area ex Bluetech che è uscito davvero poche settimane fa da parte dei commissari. Per il bando dell'ex Bluetech c'è anche l'interesse del presidente del Catania Rospellighera. È un bando e mi auguro che chi vince riesca a rilanciare l'area, producendo occupazione, portando ricchezza e cercando di recuperare un sito che per troppi anni è stato abbandonato. Dall'occupazione al rilancio di molte attività che fanno parte di tutto il comprensorio. Il bando per l'ex Bluetech è sicuramente già un grande punto di partenza, o meglio, ripartenza. I Carabinieri di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per 900.000 euro emesso nei confronti degli eredi di Salvatore Di Blasi, deceduto nel 2021 a 87 anni. Di Blasi era stato arrestato nell'operazione Brasca con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Villa Grazia, partecipando direttamente all'attività estorsiva. È oggetto del provvedimento 2 appartamenti, un box auto, 2 posti auto che si trovano a Monreale, in provincia di Palermo, un'autovettura e 16 rapporti bancari. Un appello alla Regione siciliana perché intensifichi i controlli sul grano estero e sulla filiera della produzione, perché sia chiaro quale grano viene usato nel prodotto finito. Questo è uno dei grandi temi che Coldiretti, riunita in Assemblea regionale per eleggere il nuovo presidente, pone a salvaguardia dei produttori. Mallio Viola. Una grande attenzione al grano che arriva dall'estero perché sia opportunamente controllato e poi certezza della filiera e delle indicazioni di prodotto anche a tutela dei produttori siciliani che, nonostante il loro prodotto sia di grande qualità, oggi sono messi in difficoltà proprio dagli arrivi dall'estero. È la disamina del presidente di Coldiretti, Francesco Ferreri, fatta oggi durante l'assemblea dei quadri dirigenti per l'elezione del presidente regionale. Un tema molto sentito, come lui stesso conferma. Rispetto allo scorso anno il prezzo del grano è sceso notevolmente, a vantaggio ovviamente rispetto alle importazioni. Quello che chiediamo ovviamente è maggiore controllo e da questo punto di vista il governo regionale su ogni nave che arriva ha predisposto dei controlli dal punto di vista sanitario. Dall'altra parte vogliamo
avere la sicurezza che il consumatore che va a comprare del pane o della pasta abbia la certezza 100% che quello che sta comprando è quello che c'è scritto. Quindi chiediamo anche degli ulteriori controlli sul DNA ovviamente di questi grani. Al porto di Pozzallo intanto arrivano 4.000 tonnellate di cereale che si aggiungono alle migliaia già disseminate in tutta l'isola, grano estero che continua ad abbattere il prezzo di quello locale sul mercato siciliano. Fra i grandi temi del mondo agricolo poi c'è l'agrifotovoltaico che senza alcuna regola penalizza le produzioni agricole siciliane e i cambiamenti climatici che mettono in ginocchio la produzione, come abbiamo visto in tante occasioni in Sicilia. L'impatto è stato su molte culture veramente devastante. Registriamo problemi sui foraggi in tutta la Sicilia, ma problemi anche con le orticole, quindi da questo punto di vista quello che noi definiamo cambiamento climatico, ma ormai secondo me dobbiamo parlare appunto di questo nuovo clima, ci deve trovare quantomeno preparati dal punto di vista infrastrutturale a, non dico averne delle opportunità, ma avere la possibilità di utilizzare queste grandi quantità di acqua per poterle poi distribuire nei momenti in cui abbiamo siccità. Grandi temi sui quali gli agricoltori chiamano all'impegno anche e soprattutto oggi la regione siciliana. Dopo la divulgazione sui social del video della corsa clandestina di cavalli avvenuta il 15 giugno scorso a Nicolosi, i carabinieri hanno denunciato 5 persone. I 2 cavalli coinvolti nella competizione sono stati sequestrati. Il servizio di Natale Bruno. Saranno accuditi dai palafranieri del Centro per l'incremento ippico per la Sicilia, con sede in via Vittorio Emanuele a Catania, e da quelli di un maneggio privato, lampo e agente segreto, i 2 purosangue che la mattina del 12 giugno si sono sfidati a colpi di frustino lungo le strade tra Nicolosi e Ragalna, nell'ambito dell'ennesima corsa clandestina di cavalli. Le indagini dei carabinieri sulla competizione equestre, vinta da Lampo, proprietà di una scuderia di Picanello, ai danni di agente segreto, pluridecorato cavallo inglese che ha vinto competizioni internazionali prima di finire in una stalla di Palermo e poi a Catania in zona San Cristoforo, hanno permesso di ricostruire il giro attorno alla corsa con un montepremi da 120.000 euro. E così i 2 cavalli che hanno animato la gara sono stati scovati lontano dalle stalle della città, nelle quali hanno soggiornato per mesi o forse per anni. In fretta e furia il vincitore, ovvero Lampo, era stato trasferito a Biancavilla, mentre agente segreto da San Cristoforo aveva raggiunto Lineri, frazione di Mister Bianco. Nell'indagine 5 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, spettacolo e manifestazioni vietate, divieto di combattimento tra animali e interruzione di pubblico servizio. Si tratta dei 2 proprietari dei cavalli che per legge devono apporre il loro nome nel registro in cui vengono annotati i microchip. Hanno 50 e 58 anni, oltre a precedenti penali per mafia. E poi i 2 fantini che a colpi di frusta hanno percorso prima al trotto e poi al galoppo il chilometro della competizione da 42 e 41 anni, e poi uno spettatore. La divulgazione su TikTok del video in cui si vedono i cavalli sfrecciare ha amplificato la notizia della corsa che ha fatto il giro della Sicilia e non solo, tanto da accelerare l'attività investigativa. Fantini, scommettitori e appassionati adesso sono abbastanza preoccupati. Chi immaginava per la metà del mese di luglio la rivincita tra Lampo e agente segreto deve ricredersi. Le traziere dell'Etna, ma non solo, non sono più sicure come in passato. E ai cavalli non resta altro che un buon allenamento al trotto in attesa di tempi migliori e albe senza sirene e lampeggianti blu. Sabato sera a dir poco movimentato a lungomare di Catania, la polizia è intervenuta in Viale Ruggero di Lauria in un hotel della zona dove si erano rifugiati 2 turisti impauriti per le minacce subite dal padre di un ragazzo alla guida di un motociclo con il quale erano stati coinvolti in un incidente stradale. Nessun ferito, ma solo lo scambio di generalità tra le parti fino all'arrivo del genitore, un pregiudicato catanese che, intimando ai turisti di scendere dalla loro auto, li ha minacciati di morte estraendo una pistola. I 2 a questo punto sono riusciti a scendere velocemente dall'auto e a rifugiarsi di corsa nell'hotel. L'arma, ritrovata nell'abitazione dell'uomo che è stato denunciato per minacce aggravate, è stata sequestrata. A Taormina, Harrison Ford, protagonista della serata di ieri del Taormina Film Fest per l'anteprima italiana di Indiana Jones, girato anche in molte location siciliane. Il Teatro Antico si è riempito, ce ne parla Eva Spampinato.
Era l'ospite più atteso della 69esima edizione della Taormina Film Fest e il pubblico non ha fatto mancare il suo calore a Harrison Ford, star internazionale che dal 1981 veste i panni di Indiana Jones e che in Sicilia torna dopo aver girato qui diverse scene dell'ultimo capitolo della saga. I'm thrilled to be back here. Sono entusiasta di essere tornato in Sicilia. Girare in Sicilia ha migliorato il film, commenta Ford dal palco del Teatro Antico, dove è stata proiettata la prima italiana di Indiana Jones e il quadrante del destino. Indy, soprannome dell'archeologo avventuriero più amato del cinema, ricorda con grande entusiasmo le scene girate nella Grotta dei Cordari a Siracusa, uno dei set siciliani insieme a Cefalù, Trapani e Segesta. La proiezione della pellicola nella cornice del Teatro Antico diventa ancora più spettacolare. Nella finzione scenica del film la Sicilia e la Grecia, nella grotta che si trova all'interno del parco archeologico Neapolis di Siracusa, Ford e i suoi compagni d'avventura, anche loro sul palco del Taormina Film Fest, intraprendono una caccia al tesoro all'interno di un relitto nelle grotte sottomarine. Ad attendere un blindatissimo Harrison Ford anche un folto gruppo di fan appassionati che arrivavano da tutta Italia. Cappello, fruste e giubbotto di pelle a qualsiasi costo, a qualsiasi temperatura. Straordinario Harrison Ford. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per ricordare le immagini di quella fantastica promozione del 1983 del Catania. Ancora ben trovati nella seconda parte di TG Sicilia, parliamo di calcio, ricorrenza speciale per il Catania che 40 anni fa, pareggiando con la Cremonese, vinceva gli spareggi in Serie B e conquistava la Serie A in uno stadio olimpico colorato di rosso-azzurro. Vediamo alcune di quelle storiche immagini e sentiamo il ricordo di quell'impresa nelle parole del portiere Marco Onorati. Angelo Gagliano. Un'impresa straordinaria per un esodo senza precedenti nella storia del calcio. I 40.000 catanesi all'Olimpico contribuirono in maniera determinante alla promozione del Catania di Gianni Di Marzio, una squadra che in quegli spareggi gettò il cuore oltre l'ostacolo e della quale faceva parte un giovanissimo Marco Onorati, secondo di Roberto Sorrentino. Il gol vittoria di Crialesi contro il Como, il sofferto pareggio senza gol con la Cremonese, al quale si riferiscono le immagini, regalarono un sogno al popolo rosso-azzurro. A 40 anni di distanza, il ricordo di quell'esaltante pomeriggio d'estate che segnò il ritorno dei colori rosso-azzurri nella massima serie è vivissimo nella mente di Onorati. Mi trovo a Roma e neanche a farla apposta, 40 anni fa vincemmo il campionato di Serie B agli spareggi contro il Como e la Cremonese. Ricordo benissimo quella giornata, i 40.000 spettatori, i miei compagni, il mister Gianni Di Marzio che ora non c'è più. E auguro al Catania di poter raggiungere gli obiettivi prefissati in breve tempo possibile. Gli spalti dell'Olimpico colorati di rosso-azzurro, il ricordo più bello. La cosa che mi è rimasta impressa di quella giornata è che lo stadio olimpico era tutto rosso-azzurro. Monza, Perugia, Lazio e Foggia, le 4 partite giocate da Onorati nella stagione 82-83 a difesa della porta del Catania. L'anno dopo arrivò l'esordio nella massima serie. E con questa notizia chiudiamo questa edizione di TG Sicilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.